Bene domeniche, che l'amore, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostre cur e che resti. Voi non lei il Vangelo per cercare il passio, sares maselung, o lei la lettera di Paoli ai Filippesi. Cristo Gesù, essendo Dio per natura, non l'ha ritenuto un ben di non molalu e il suo compagno di Dio, ma si è ridotto a noi, che ha panzu la natura di Sotan, e diventando compagno degli oms. Comparito in forma di omp, si è sbassato anche in modi plui, facendosi ubbidiente fin alla morte, e alla morte di croce. Perché il Dio lo ha portato ad alto e gli ha dato che il non calè più alto di ogni altro nome. Perché tal nome di Gesù si plei ogni genoli des creaturis dai ci, de tiare e di sottiare. E ogni lingua professi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio pari. Va bene, allora, al dis che lui si è sbassato, alla chiappato la nostra umanità per portarla lassù. Ma qual è la strada per arrivare lassù? E è che di lei disin tes robis che non stocchin, che il Vangelo che a lei ha dato per noi. Vi ho detto che esiste una storia personale, che è storia sacre se non la vivin propite come un fatto conosciuto di Dio, la che Lui nos compagna a vivi. E così esiste una storia sacre condividude, che lei ci ridi lei c'è che o vivin insieme come una parole che Lui nos dà mediante c'è che nos tocchia. Allora, io chiamo in considerazione voi proprio il coronavirus, che è la passione che stiamo vivendo noi, e con noi la vive anche Cristo, non state a vapore. In modo di viodi, se fosse possibile, c'è modo che de passione può passare e resurrezione. Allora, la strada è che de croce, e mi pare, dicevi che è una passione questo coronavirus. Ho quindi passato proprio per croce di che teams che stiamo vivendo. Ci rende di lei con una speranza che vada in migliore. Allora, il coronavirus succede dappertutto al mondo. Vedete che ho sin fradis, ho quindi crescite coscienze che tal mondo, blancs, neri, shores, puars, di ogni religione e di ogni cultura, ho sin duc fradis. Questo coronavirus non si fa capire ben che mai, perché tutti hanno quel problema lì. E tutti in questo problema e ci rinfur di se stesso la forza di reagire. Allora, c'è capito proprio dal coronavirus che a livello di monte intir, che credevi che era la scienza, che avevi una fiducia te scienze fenomenale, no? Avevi una fiducia che mai te scienze? E invece te si va su Marte e non si arriva a fare a una roba così piccole che coventi in 3500 ingrandimenti per viodile, col microscopio. Pensa, allora ho quindi relativizzare la onnipotenza di scienze, non è vero. E è una scienza umana, proprio che è un servizio, e grazie che è un servizio, ecco. Dopo, ho credevo in no 10 parons di vita, e invece te no. Proprio come ho capito che la nostra vita è sempre in pericolo. In pericolo perché così sempre sull'ora, tra la vita e la morte. Chiamiamo sul confine tra la vita e la morte. Questa era la situazione che avevo in prima. Come ho in coscienza di questa situazione, e questa è una conquista. Di che altre bande, se è vero che possiamo perdere la vita ogni momento, e è vero anche che non svendate ogni momento, di modo che di una banda può nascere la paura, ma di che altre bande ha di nascere il senso di riconoscenza verso chi o quel
che nos dà la vita ogni momento, ogni momento. Un senso proprio di riconoscenza che nos fa scontenti, di par di vite che facciamo. Perché delle vite non ho il serbatoio di modo di essere sicuri di arrivare alla fine del mese. No, non lo vinco. Ecco, un'altra roba positiva che ho conquistato proprio mediante il coronavirus. Con di più, il coronavirus è un terremoto a livello sociale. Noi che abbiamo provato il terremoto, abbiamo capito che perduto la Chiesa, le abitudini di ogni giorno, abbiamo capito che sta insieme e era la nostra salvezza. E difatti, tutti che hanno vissuto il terremoto e si pensano dai team subito dopo dal terremoto. Là che si rivisi, si stava insieme, si cantava. Ecco, dopo plan planchin si sono fatti gli schiasi. Allora, col fare gli schiasi, prendi tutto in chiesa, gli state dividute la cucina, il salotto, il scambrin per il frutto che al studio, dividute già la famiglia, già in chiesa. E dopo la famiglia dividute dal resto, perché attorno a chiesa era il muretto, attenzione, col portello sulla strada e col campanello. Ecco, un individualismo è venuto a me consacrato proprio come l'individualismo, perché non possiamo stare ogni, non possiamo. C'è meno di capire di che robe qui. Ho vinto di capire che il sta insieme alla di essi si è il giuto. Ai tempi del terremoto, le situazioni esterne non si deve parare insieme, come ho vinto si è il giuto. E che la salvezza non è tal sta di Bessoi, che si va fra di Bessoi, alle relazioni con chi altri che come ho vinto di Sielgelis. Allora, il terremoto ha fatto un'altra roba. Ha rallentato, non sa quietato. Allora, prima di tutto, ho vinto la possibilità di là dentro di noi stessi, a conquistare una conoscenza di noi. Un piacere, un chiappassi c'è molto così, insomma, no. Di modo che tal falis robis, a tu capire, prima viaggiavo in come sull'autostrada, no? Là che si è presente, là che si è derivato e quando che si è derivato. Quando invece, come ho sentito un troi di montagne, là che ho vinto di una banda il cret, di che altre bande straplomp. E ho vinto il tempo della plank, ho vinto il tempo che di conquistare, o dicevi, noi stessi, per poter conoscersi, accettarsi e di conseguenza darsi, perché i nostri vivi di prima, allora, essi in affitto dei risultati che avevano di dare, essi in affitto delle idee che chi altri avevano di noi per presentare la facciata che piaceva a loro, no, come ho vinto di conquistare noi stessi. E non dome, ma anche il senso di importanza delle persone che vivono in ogni di noi, perché ho vinto il tempo di stare con loro, tu capito? È importante sapere che loro fanno la nostra vita e che le persone che sono lontane e che non possono chiatarli, allora che esse diventino importanti, perché quando si perde una roba si sa il valore. Allora di conseguenza il senso del gran valore che abbiamo noi, che anche i doni di noi e che hanno anche quelli che sono lontani di noi. Andiamo sul piano religioso. Sul piano religioso si ha di dire che già prima la pratica religiosa calava. Sì, era un dato di fatto. In inglese si aveva il nome anzianos, o la poi par di anzianos post frus e post jovis, ecco. E calava, sì, già prima. Come col coronavirus è vendato al mood tradizionale di vivere la religione, è vendato una botte non dismortale, ma nevore grande. Perché? Perché che venivano e erano i vecchios, come per lui e vengono a mangiare proprio i vecchios. No dome, ma chi altri che sono pieni di pore hanno imparato ad operare la televisione perché a la messa invece di venire inglesi. E con che abitudine lì, quando sarà possibile tornare inglesi, torneranno. Perché la pratica religiosa è che farà una biele botte, o dicevi, che è ufficiale però.
perché che o si inclamas a une alternative di portare la pratica religiosa anche in chiesa, di modo che l'inglese si compagni con ciò che fanno i genitori in chiesa, perché fin come i genitori in gran parte delegavano l'educazione religiosa, la testimonianza di fede al preti o alla catechiste. Invece i genitori sono quelli che fanno i figli, non dal punto di vista del corpo, ma io partoriscono anche dal punto di vista delle anime. E di conseguenza è normale che i genitori fevellino ai loro figli dal Signore e comunichino il loro modo di credere ai figli e pregano insieme ai figli. Oddio! Sicuro che varin pochi famiglie che fanno che scelte schi, ma non le dismaraviassi. E è la storia che nos mena lì, perché non è causa del coronavirus che non si viene inglesi, già prima non si veniva inglesi, già prima si aveva di pensare che la religione è a di sé prima di tutto vivuta infame. E sarà un po', va bene, si la in davanti con che i pos non sono problemi. La fede in ogni caso non sparirà, non stai a paura, perché io sono convinto che il Vangelo e l'uomo hanno una parentate, una vore strette fra di loro. L'importante è che la persona si fermi a vedere ciò che è dentro, con il Signore dentro, in cabali. Allora, come ho fatto la preghiera, proprio intonate al fatto che ho domandato al Signore che nos dia una mano, abbiamo di interpretare questi tempi che stiamo vivendo, in modo che, ho dicevo prima, che passione che stiamo vivendo, e vedi di sflori fuori in una resurrezione che è una vita nuova. E che noi stiamo già creando un modo nuovo di vivere, e la storia non sarà che di prima dal coronavirus, non stai a vapore, sarà un'altra. E a dipende di noi. Dio dice sarà migliore o pies di che di prima. Allora preghiamo insieme che nos dia una mano Lui. Dal nome dal Pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, ho sin sicuro che il Covid-19 non tu lo hai voluto, ma se tu lo hai permettuto, ho sin sicuro che è per il nostro bene. O sapete che non si è mai di un mal come che si è entrato, ma o pies o miglior. Tutto dipende dal nostro modo di vivere, di chiappalo. O sin sicuro che tu sai qual ben che al podarà salta fuori di questo momento che viviamo. E perché o ti prendi danus, tante forze, per affrontare vivi insieme che smomende le nostre vite, e tante luci per non restare oscure dei nostri spori. Signor di queste nostre Pasche dal 2021, resta con noi. Non stiamo l'anus. Ho bisogno di te, più di sempre. Amen. Ecco, ogni croce è sul sfondo la luce. Ogni croce è la fattura che si fa per cambiare, che è la passione. E vi sai che il cambiamento non viene mai di un ragionamento, è mai dome delle nostre volontà, viene di una situazione che ho vivuto. E noi stiamo vivendo una situazione nevore importante, che quindi vivile te luce so. De sua passione, in modo che vada a finire, te sua resurrezione, tu un modo di vivere nuovo, che io, per l'amor di Dio, perché lui, mediante chi sfat, se lo ha permettuto, dicevi, alle per il nostro bene, mediante che sfat, nos porta a una vita migliore. Quindi domani e mandi.